Abbiamo trovato il gol subito, eravamo partiti bene e poi abbiamo preso 2 gol in 3 minuti. E lì il primo tempo diciamo che non riuscivamo subito dopo il 2-1 non riuscivamo a trovare proprio la sistemazione per prenderli bene. Poi ci siamo rinquadrati ed è andata meglio. Il secondo tempo abbiamo visto tutti com'è andata e meritavamo, penso, almeno un risultato positivo. È un peccato perché ci portiamo a casa l'ennesima l'ennesima prova fatta come chiedo io ai ragazzi, però poi dai tanto e porti a casa 0. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato il massimo, hanno dato tutto, soprattutto nel secondo tempo. Questo è calcio. Dopo il gol non so cosa è successo, noi ci siamo disuniti e loro invece ci hanno creduto, ci hanno fatto 2 gol. Potevano fare il terzo come potevamo pareggiare. Poi ripeto, il secondo tempo meritavamo secondo me un risultato diverso da come si è concluso. Se chiudi il primo tempo 2-1 e giochi così il secondo tempo, e allora gli metti un po' di paura e te la giochi. 2 gol è sempre difficile, anche se devo fare i complimenti al Geraci che gioca veramente bene. Mister Mirto in gamba, si vede il lavoro suo e quindi secondo me sia da parte nostra che da parte loro la classifica, da quello che abbiamo fatto vedere, è bugiarda. Però io sono convinto che alla lunga il lavoro viene fuori e i ragazzi dovranno essere premiati da questi sacrifici che fanno durante la settimana, negli allenamenti, non mollano mai. E questo, soprattutto l'atteggiamento del secondo tempo, è quello che piace a me, è quello che voglio. Bisogna crederci sempre, non abbiamo mai pensato di non crederci o abbiamo mollato. Per ora i risultati ci stanno andando contro, ma le prestazioni fanno ben sperare. E io non sono uno che molla o assieme ai miei ragazzi venderemo cara la pelle per trovare questa salvezza che ci siamo prefissati. Il ragazzo era infortunato, tutta la settimana non si è allenato e anzi l'abbiamo recuperato per questi ultima mezz'ora, ma fino a ieri era in forte dubbio. Quindi, ma chi ha giocato al suo posto non ha demeritato, ha dato il massimo. Ovviamente ripeto, ci sono delle circostanze che si vengono a creare durante la settimana che magari ti costringono a fare altro e noi dobbiamo essere pronti per quello. Fino alla fine abbiamo provato a mettercela tutta, è stato un secondo tempo abbastanza movimentato da parte nostra, anche soprattutto da parte mia, e purtroppo però non siamo riusciti ancora una volta, nonostante ce l'abbiamo messa tutta fino all'ultimo minuto, a non portare nessun punto a casa. Anche se eravamo passati in vantaggio il primo tempo, poi purtroppo loro sono stati bravi e anzi devo fare complimenti comunque a Geraci perché è un'ottima squadra, ma soprattutto quello che mi ha impressionato di più rispetto alle altre squadre che abbiamo affrontato, che comunque prova sempre a giocare palla a terra. Noi crediamo in quello che facciamo di settimana in settimana, anche il mister è uno che non molla mai e ci trasmette tanto entusiasmo fin quando è possibile e proviamo a dare il massimo sempre fino al 90° e
se continuiamo comunque su questo andazzo i punti dovrebbero arrivare, almeno speriamo. Questa settimana ho potuto fare pochi allenamenti a causa di un affaticamento e quindi sono dovuto subentrare soltanto nel secondo tempo per aiutare la squadra.